Si è svolto oggi a Palma di Montechiaro un incontro dal titolo Amministratori sotto tiro e contrasto alla corruzione, durante il quale è stato presentato il rapporto annuale di avviso pubblico sulle intimidazioni mafiose agli amministratori locali, in cui vengono elencati il numero delle minacce fatte dalla criminalità organizzata nei confronti degli amministratori locali. Presenti oggi i sindaci della provincia di Agrigento, il prefetto Nicola Diomede, il presidente di Avviso Pubblico Roberto Monta, quello del centro studi Pio La Torre, Vitolo Monaco, a fare gli onori di casa il sindaco di Palma, Pasquale Amato. Una manifestazione forte questa a sostegno dei sindaci che Avviso Pubblico, in collaborazione con il vostro comune, ha organizzato oggi qui a Palma di Montechiaro. Forte, riuscita e partecipata. Era importante proprio questo perché non è l'iniziativa di Pasquale Amato, è l'iniziativa dei sindaci che siamo in prima linea e viviamo le sofferenze da una parte di una comunità che ha crisi anche di ordine economico e occupazionale, ma soprattutto della violenza. Una violenza che tenta di misurarsi con le istituzioni ed è inaccettabile. La violenza va relegata non solo a un ruolo di marginalità controllata e messa a tacere, e quindi noi chiediamo un cambio di passo allo Stato. Lo stiamo facendo con delle proposte perché da una parte la solidarietà è necessaria, ma è anche opportuno rivedere le regole se sono utili a contenere questo fenomeno inammissibile. Ecco, non ultimo ricordiamo qualche giorno fa, anche noi ne abbiamo dato notizia, il fatto increscioso che è avvenuto con l'incendio degli autocombattatori, quindi ancora lei, sindaco Amato, è sotto il mirino della criminalità. Ma sì, è chiaro che chi vuole cambiare un contesto, vuole cambiare un sistema incancrenito, va incontro a rompere degli schemi che rompono anche, contrastano interessi che illegalmente se sono coltivati nel tempo con la convivenza e la corruzione, e chi naturalmente cerca di contrastarli diventa nemico e viene attenzionato dalle minacce o dai danni che incredibilmente osano volersi misurare con lo Stato, che è una cosa, tanto per capirlo, ci ha provato Totorrina e ha pagato il prezzo, quindi è da cretini fare questa scelta, però naturalmente non bastano né i proclami né le ingiurie, bisogna invece intervenire e metterle a tacere. Ecco, oggi ci sono stati anche momenti che hanno esaltato con dei premi il lavoro verso la legalità anche da parte di studenti e di testimonianze qui a Palma di Montechiaro. Questo è importante per capire che una società, la civiltà, l'affermazione della legalità non deve essere appannaggio agli amministratori, deve essere appannaggio della comunità, e nel caso specifico vengono premiati due dipendenti che facendo il loro dovere stanno operando per migliorare Palma e per contrastare l'illegalità. Prefetto, ecco, questa manifestazione qui vede lo Stato presente, lei ha fatto un intervento di una nota che è arrivata anche dal Quirinale e dal Ministero a sostegno dell'impegno verso la legalità dei comuni. Allora, quel documento lanciato dai sindaci della provincia di Agrigento rispetto al fenomeno che poi li vede purtroppo diretti destinatari degli atti intimidatori è stato, come dire, assolutamente raccolto da me. I sindaci l'avevano anche mandato alle istituzioni, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri. Ecco, allora ho avuto telefonicamente un ritorno da parte della Presidenza della Repubblica che stanno seguendo assolutamente questa problematica, non è una problematica che è solo della provincia di Agrigento, quindi stanno seguendo questa problematica e hanno dato assolutamente attenzione a questo documento. Nel solco di questo la Prefettura continuerà a seguire e, come ho detto nell'intervento, il fatto che ci sia una così grande condivisione e coesione fra i vari sindaci di questa provincia certamente riuscirà a portare dei buoni risultati. Alla fine dell'anno con i sindaci abbiamo concordato per quest'anno un modo di lavorare che superi il singolo comune, ci sia una visuale per comprensori, aree omogenee, e su quelle aree omogenee intervenire anche ai fini della partecipazione a quelle misure che sono certamente utili, tipo il PON legalità 2000, che si comincia fra poco. Ecco, questo è il senso dell'assoluta vicinanza, presenza, ma anche concretezza da parte della Prefettura. E questo è un momento importante perché innanzitutto
porta avviso pubblico in questa terra, che è una terra che è stata profondamente segnata da atti di intimidazione. La Sicilia, non solo il comune di Palma di Montechiaro con i fatti recenti, ha nel nostro report che noi produciamo a livello nazionale la più alta percentuale di atti di intimidazione. Ogni anno, nel 2014, ogni giorno un amministratore, un funzionario pubblico è stato oggetto di intimidazione. L'83% di questi sono atti diretti, sono minacce violente alla casa, alle auto, con incendi, e sono aggressioni, sono invio di proiettili, sono danneggiamenti al patrimonio pubblico. È una questione che oramai dal nostro punto di vista attiene alla Costituzione e alle garanzie che la Costituzione riconosce ai cittadini attraverso le istituzioni. È per questo che come Rete Nazionale editiamo questo report e siamo vicino ai tanti amministratori che anche in queste settimane in Sicilia e in Calabria mettono a repentaglio la propria vita e le proprie famiglie per continuare a fare con disciplina e onore assolvere il compito di amministratore. Ecco, perché si vogliono colpire i sindaci? Perché si colpiscono i sindaci? I sindaci si colpiscono per due ragioni, in taluni casi per interessi, perché ci sono ovviamente criminalità organizzata e coloro i quali insomma a fronte di scelte rigorose di legalità, per l'affidamento dei servizi pubblici, per il piano regolatori, per le scelte che le amministrazioni fanno. E poi ci sono anche tanti atti di intimidazione e di minacce per l'esasperazione. I cittadini colpiti dalla crisi individuano nei sindaci le persone più prossime, sanno dove abitano, li possono incontrare al lavoro, negli uffici, non hanno difese e quindi lo Stato deve esserci più vicino, ed è per questo che noi chiediamo allo Stato di introdurre l'aggravante per le fattispecie di aggressione e di lesione nei confronti degli amministratori, perché non possono passare impuniti questi fatti. Ecco, spesso come si sentono i sindaci da parte delle istituzioni? Ma i sindaci molto spesso si sentono soli e compito della nostra rete è anche quella di essere vicina e di tenerci tutti insieme, perché io stesso ho subito un atto di intimidazione recentemente e mi rendo conto di come le pressioni della tua famiglia, dei tuoi cari ti fanno riflettere, ma noi dobbiamo avere la forza di reagire a questi vigliacchi che continuano a minacciare le istituzioni e chiediamo allo Stato, oltre a noi stessi, di costruire una rete che sia un pochino più forte, perché tanti fatti singoli sparsi in tutta Italia non fanno notizia. Il nostro report mette di fronte alle istituzioni e alle forze dell'ordine la gravità di questo fatto. Quanto sono importanti iniziative come queste per affermare la legalità verso i nostri amministratori che quotidianamente vivono e lottano in un territorio difficile come quello della provincia di Agrigento, ma non solo, in tutto il meridione? Intanto appunto, ho fatto notare che qui c'è la maggioranza dei sindaci del comune dell'Agrigentino e quindi c'è una risposta che qualche decennio fa, o dico forse anche qualche anno fa, non sarebbe stato possibile. Quindi questo segnala una crescita della coscienza civile. I sindaci sono il presidio dello Stato democratico sul territorio, più vicino ai cittadini. Sono i tutori dell'etica pubblica, perché se custodiscono i valori della Costituzione e li applicano, separano gli interessi privati dagli interessi del bene pubblico, fanno il loro dovere di sindaci eletti direttamente dal popolo a servizio appunto di un'etica pubblica che va tutelata e rafforzata. Il fenomeno mafioso vive a disagio questa nuova presa di coscienza, perché la mafia vive come organizzazione criminale se c'è un rapporto costante, positivo e strutturato con le istituzioni e con la politica. Quindi quella politica e quelle istituzioni che contrastano invece la presenza delle forme parassitarie di corruzione, di clientela, di appunto anche collusione, di compartecipazione diretta molto spesso, è chiaro che si ribellano e tentano di intimidire il nuovo corso degli amministratori comunali. Noi non siamo convinti che la mafia sia stata del tutto debellata e sconfitta, è indebolita dalle grandi azioni di contrasto che i corpi dello Stato hanno fatto, diversamente da tanti decenni fa, prima della legge Rognoni-La Torre, quando si negava l'esistenza della mafia. Oggi lo Stato e i corpi dello Stato stanno facendo il loro dovere. È la politica che deve fare anche completare il suo dovere. Tutta la politica, soprattutto quella parte della politica che ancora mantiene, per trovare consenso e potere, mantiene rapporti tra per affari con la mafia, per consenso elettorale con la mafia, tramite la corruzione
e tramite appunto quelle forme che sono i brodi di coltura della mafia. La disuguaglianza, la miseria, la povertà è anch'esso un brodo di coltura, perché se lo Stato, se la Sicilia, la Regione, se tutte potessimo dare occasioni di lavoro e di crescita e di sviluppo, quindi moderno, rafforzeremmo l'etica pubblica, ma daremmo più fiducia a tutti i cittadini nella presenza dello Stato democratico. Questa mattina è un segno importante, perché la provincia di Agrigento da molto non si vedevano queste iniziative. Verranno date anche delle testimonianze, ecco, anche il senso del vostro lavoro quotidiano, del vostro centro studi, anche questo. Beh, questo ci fa piacere naturalmente, noi rifugiamo dall'autoesaltazione, però ricordiamo semplicemente che la torre passa alla storia come quello che ha inventato. È stata l'espressione, non è individuale, singola, della legge che poi porterà il suo nome, che dal 1986 il Centro Studi non solo alimenta la memoria, ma elabora un pensiero politico, culturale, economico, sociale molto più ampio, interpretando quella chiave di lettura che la Torre trasportò nella legge. La mafia è un fenomeno politico prima di tutto, e se non si interrompe quell'intreccio malefico tra affari, mafia e politica, naturalmente non riusciremo mai a sconfiggerla. Sindaco di Menfi, ecco, lei ha deciso di partecipare insieme agli altri sindaci qui a Palma di Montechiaro per questa iniziativa che tende, insomma, a valorizzare e a sostenere l'impegno che voi quotidianamente avete, e spesso vediamo che i sindaci nella nostra provincia sono obiettivi da parte della criminalità. Ecco, in questo caso lei gestisce anche un comune, quanto sono importanti momenti come questi che vi vedono vicino alle istituzioni? Credo sia un dovere civile e un dovere civico per noi, ma per tutte le comunità, quello di essere solidali quando si sviluppano attività e atti intimidatori di questo tipo. Credo che la presenza di quasi tutti i sindaci della provincia di Agrigento, di Sua Eccellenza il Prefetto, dei rappresentanti della Questura, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dia grande significato e supporto alle istituzioni e dà sicuramente garanzia ai cittadini che la Sicilia è terra di garanzia e deve essere terra di garanzia, perché il futuro passa attraverso la legalità e passa attraverso anche la presenza costante e continua sul territorio di tutti coloro che sono stati chiamati ad amministrare e guidare le comunità. Menfi è un paese tranquillo, insomma, rispetto ad altre realtà un po' più pesanti. Sì, possiamo dire che è un paese dove la criminalità organizzata non gioca le sue carte, però bisogna mantenere sempre alta la guardia, perché tutti i territori sono soggetti alle infiltrazioni, e credo che il compito che spetta agli amministratori sia proprio questo, di essere argine a atti di intimidazione, atti di prepotenza, per garantire un equilibrio e un dispiegamento e sviluppo delle attività nella massima garanzia e nella massima serenità. Sindaco Di Naro, lei è stato chiamato in causa anche dal prefetto, lei è stato, diciamo, mesi fa ostaggio di intimidazione. Ecco, iniziative come queste, in questo senso, oltre a sostenere, quanto sono importanti per continuare anche ad amministrare la cosa pubblica e il comune? Intanto un'iniziativa del genere sta a significare che lo Stato c'è per tutti i cittadini che sperano in una Sicilia che si evolve, una Sicilia fatta di regole, una Sicilia fatta di sviluppo economico vero. Questa riunione di stamattina è veramente importante, le parole del prefetto Diomede sono state illuminanti. Poi aggiungo, in una terra come Palma Montechiaro, una terra come dalle nostre parti, ma Palma Montechiaro è la terra che i processi dicono che è la patria dei killer del giudice Livatino. Una manifestazione come stamattina è veramente una manifestazione che dimostra che il tempo è cambiato. Non è vero che noi siamo destinati a morire di mafia. Questa è una terra che vivrà e vivrà nello sviluppo dei cittadini, dei siciliani che vorranno e vogliamo tutti svilupparla nelle regole, nella qualità, nel merito. Certo, è una battaglia che non si conclude stamattina, è una battaglia che andrà avanti, però sicuramente lo Stato c'è, non è la terra dove 20 anni fa difficilmente ci sarebbero state tutte queste fasce tricolori. La presenza delle fasce tricolori dà il senso che è una Sicilia che cambia, i sindaci che cambiano, tutta una serie di cose, anche la politica ritengo che
sta cambiando, perché io poi le cose le vedo in maniera positiva. Lei cosa ha provato quando ha subito, si è visto insomma, intimidire, insomma, è arrivato l'avvertimento anche a lei? Ma io sono una persona normale, quindi quando subisci un pazzo del genere, al momento ci rimane male per te, per la tua famiglia, per tutte le cose che ti succedono, però poi dopo il momento emozionale entra dentro la razionalità e allora non ci si lascia intimidire da queste cose non intimidiscono più nessuno, servono soltanto a farci diventare tutti più poveri, anche i figli di quelli che questi atti di intimidazione te li fanno. Forse loro non se ne rendono conto, dovrebbero essere delle persone un attimino più istruite per capire queste cose, dovrebbero studiare di più, tanta gente. Dopodiché aggiungo, il prefetto, Sua Eccellenza il prefetto, il dottore Diomede, dopo 7 minuti mi ha telefonato all'ora e io mi sono sentito con lo Stato accanto e mi sono sentito un uomo libero, un sindaco libero che poteva continuare a esercitare un mandato che era il mandato popolare. Sindaco Manganella, ecco, momenti come questi quanto sono importanti per il vostro sostegno nell'attività che fate? Lei, insomma, anche recentemente, anche lei è stato vittima di intimidazioni. Sì, questo incontro di oggi è importantissimo perché serve a mandare un messaggio chiaro alla mafia e ai mafiosi, cioè a dire noi non ci arrendiamo, noi non ci fermiamo mai, nessuno ci può fare paura perché noi vogliamo amministrare i nostri territori, noi siamo parte integrante di uno Stato democratico, siamo forse e anche senza forse i rappresentanti delle istituzioni a più basso livello, ma quello con cui ci riesce di avere i rapporti diretti e costanti con la nostra popolazione. Noi siamo dalla parte dei nostri concittadini, siamo stati eletti per governare i nostri paesi, non ci sarà sicuramente un mafioso che ci farà indietreggiare rispetto alla scelta di vita che abbiamo fatto. Sindaco, anche lei ha deciso di partecipare a questa iniziativa, un momento importante perché ad Agrigento sta succedendo che spesso e sovente i sindaci vengono presi di mira per sostenere i principi di legalità importanti per l'amministrazione della cosa pubblica. Non credo che sia un fenomeno solo agrigentino o siciliano, come racconta la commissione di inchiesta istituita in Parlamento, è un fenomeno diffuso nel Paese in generale. È in discussione il ruolo del sindaco perché essendo il baluardo, essendo la prima linea nei confronti del cittadino, rispetto a una serie di vicende che complicate sul piano della gestione ordinaria, difficoltà di risorse, con un acuirsi di tanti problemi che attanagliano le nostre comunità, penso al problema della casa, penso al problema dell'occupazione, penso all'attività di baluardo nei confronti di fenomeni corruttivi. È evidente che i sindaci debbano, qui non è che si può creare una forza armata in difesa, ma devono essere muniti di strumenti secondo me più efficaci per poter svolgere al meglio il ruolo che diventa oggi sempre più complicato alla luce di questa emergenza. Come diceva il prefetto, c'è un'attenzione forte anche da parte delle istituzioni, è arrivato ora anche un messaggio da parte del Quirinale e del Ministro degli Interni. Sicuramente sì, io non credo che nessun sindaco possa ritenersi solo nel ruolo che quotidianamente svolge. C'è semmai, come dicevo un momento fa, l'esigenza di ripensare anche i poteri stessi che i sindaci hanno.